Sindaco, ha già avuto dei riscontri per questi cartelli? Beh, intanto devo sottolineare che qualcuno mi ha dato del razzista, non è così. Razzista per aver appeso cartelli di avvertimento multilingua ad ogni entrata del paese. Accade a Domenico Presti, sindaco di Arcade, che invece di raccogliere consensi si è trovato al centro di numerose critiche per aver scritto, oltre che in italiano, anche nelle principali lingue degli immigrati, che in tutto il comune è attiva una rete di videosorveglianza. Se io mi trovo in un paese straniero e trovo lo scritto italiano, mi dà sicuramente comunque l'occhio la scritta nella mia lingua e pertanto dico ma come mai? Mi fa pensare. Io voglio che i delinquenti che vengono qui a rubare pensino, prima di attraversare il mio paese, di sapere già in partenza dove stanno entrando. Qui c'è un'area videosorvegliata, possono poi essere catturati e messi in carcere. E se l'iniziativa è stata accolta bene dai concittadini, le maggiori critiche sono arrivate da Roma, quando Presti ha raccontato la sua idea. Perché secondo loro questa era una trovata un po' razzista. Mi pare che i risultati invece ottenuti a livello concreto dicano tutto il contrario. Ma il sindaco non solo non lascia, ma raddoppia con la squadra Petrosino, ricordando il primo poliziotto italiano a New York reclutato perché capiva il dialetto della mafia a Little Italy. Specializzare nell'uso della lingua il personale di polizia locale affinché quando questi signori che vengono qui saltuariamente e vengono ai weekend per rubare, quando devono parlare con la polizia locale vengano capiti mentre parlano tra di loro.